fasce d'età noi ci occupiamo di raccontare questo luogo e cerchiamo di raccontarlo in modo che entri nel cuore delle persone, oltre che nella mente. E una cosa che spesso i bambini più piccoli quando arrivano ci chiedono è: ma dove sono gli animali? Perché gli animali sono più facili, sono più vicini a noi, ci sono più simpatici per certi versi perché ci assomigliano, si muovono, crescono, riusciamo ad avere un'interazione con loro. Ecco, uno dei nostri scopi è quello di avvicinare le persone ad un mondo, che è quello vegetale, che spesso risulta più distante, più separato, molto diverso da noi. E per questo usiamo delle strategie, proprio come le piante usano strategie, e cerchiamo di raccontare i vegetali presenti al giardino Astego sotto una chiave un po' diversa. Quindi parliamo appunto di strategie di sopravvivenza con loro, cerchiamo di paragonare per certi versi le classi di bambini che vengono a trovarci con il bosco e quindi arrivare a parlare di biodiversità attraverso proprio una identificazione dei bambini e dei ragazzi con il bosco. Una domanda che a volte facciamo durante le nostre visite guidate è: ma voi nella vostra classe siete tutti uguali o siete tutti diversi? Assomigliate di più a un bosco naturale, a un bosco plurispecifico, o assomigliate di più ad una coltivazione intensiva o ad un ambiente monospecifico? Ecco, attraverso tutte queste strategie cerchiamo appunto di raccontare il giardino vegetazionale Astego. E oltre alle visite guidate, Salvatica all'interno del giardino cura anche una serie di laboratori e attività rivolte al pubblico, ovviamente con un forte collegamento al luogo in cui ci troviamo. Quindi passiamo da laboratori di distillazione degli oli essenziali, a brevissimo ce ne sarà uno alla fine di giugno, ma anche attività per bambini e ragazzi come il bushcraft o come laboratori artistici, laboratori più prettamente naturalistici di approfondimento su alcuni tipi di piante, piante commestibili, eccetera. Quindi l'offerta per i visitatori è veramente ampia, e anche per le scuole proponiamo diversi laboratori che spaziano appunto dal movimento un po' più avventuroso alla costruzione di alberghi per insetti, con la costruzione di bombe di semi per ripopolare di biodiversità vegetale i giardini delle scuole. Insomma, le proposte sono molte e rivolte veramente a tutte le fasce d'età. Salvatica porta anche pezzi del giardino fuori dal giardino attraverso altre attività, e in particolare ci sono degli architetti paesaggisti nella nostra associazione che si occupano di riprogettare e ricostruire i giardini delle scuole attraverso laboratori anche proprio manuali con i ragazzi. Oltre a questo, a volte andiamo direttamente nei luoghi reali, che qui al giardino sono rappresentati in miniatura, con delle escursioni e trekking sul territorio.